Salve a tutti carissimi, oggi ho deciso di fare un piccolo strappo, diciamo così, al programma che mi sono prefissata di seguire, che riguarda il caricamento di tutta una serie di video che riguardano gli ultimi tempi, la seconda venuta di Gesù, i segni del cielo che annunciano la seconda venuta di Gesù e, perché voglio fare un attimo uno strappo al programma? Perché voglio, condividere con voi, ehm, quello che di bello e di buono ha fatto Gesù nella mia vita, i miracoli che Dio e Gesù hanno operato nella mia vita. Perché è giusto, dare testimonianza, perché, voglio che tutti capiscano che Gesù non è una figura astratta e lontana da noi. Gesù è un essere vivente che vive in ciascuno di noi, soprattutto dopo la Santa Comunione, e è un essere che vive in noi e fa sentire la sua presenza in noi attraverso la pace. Dove c'è la pace c'è Cristo. Voglio innanzitutto ringraziarvi perché siete tantissimi che, seguono i miei video, che seguono il mio canale, che mi scrivono in privato sulla email e mi parlano, dei loro problemi. Io, leggo sempre tutte le vostre lettere, molti di voi mi chiedono preghiera. Voglio dirvi che, vi sono vicina nella preghiera, che vi porto tutti, nel mio cuore e soprattutto davanti al cuore di nostro Signore Gesù Cristo durante l'adorazione eucaristica e che vi ricordo sempre in tutte le mie preghiere. Anzi, non solo vi ricordo, ma desidero applicare a tutti voi, tutti i benefici, tutto il bene che ho ricevuto da nostro Signore, che nostro Signore Gesù mi ha fatto da quando, diciamo così, mi sono convertita fino adesso, e chiedo sempre e voglio chiedere al nostro Signore di concedervi veramente tutte quelle grazie che ho ottenuto anch'io attraverso le tante devozioni fatte in questi anni, e chiedo al Signore che, veramente abbia nei vostri confronti tutta la generosità che ha avuto verso di me, di cui vi voglio parlare perché credo sia giusto parlarne. Quindi non vi preoccupate, cercherò nel mio piccolo di ricordarvi sempre nelle mie preghiere e davanti all'adorazione, al Santissimo durante l'adorazione. Voglio che sappiate che, io non sono sempre stata così fervorosa, come voi potete magari percepire dai video che faccio. In realtà io sono stata per molti anni, lontana dal Signore. A messa andavo, però non mi prendevo la comunione perché ero molto orgogliosa. Facevo un ragionamento che fanno tante persone: "Ma perché io devo andare a dire i fatti miei a un sacerdote? Che cosa può saperne? Tra l'altro un perfetto estraneo, una persona che non conosco, oppure anche se la conosco, ma perché il sacerdote deve sapere i fatti miei?" Quindi era questo il discorso che io facevo, per cui partecipavo alla Santa Messa, ma senza prendere la comunione. Un giorno, nel partecipare alla Santa Messa, questa venne celebrata da un sacerdote che a fine comunione, a cui io chiaramente non partecipavo come tante persone che rimanevamo sedute ai nostri banchi, questo sacerdote a fine messa, prima di dare la benedizione, iniziò a passare per i banchi della chiesa e, ci disse a noi che eravamo rimasti, seduti,
ci disse: "Volevo dire a coloro che non hanno, preso la comunione e che quindi non presumo lo facciano perché non si vogliano confessare, che Gesù non è che si è fatto uomo per dare spettacolo, ha fatto i miracoli per fare spettacolo, è salito sulla croce, è morto e risorto per dare spettacolo. Gesù è venuto in mezzo a noi e ha dato la sua vita per salvarci, e ha istituito il sacramento dell'Eucaristia come tutti i sacramenti, perché sapeva che noi avremmo avuto bisogno di Lui. Quindi noi riceviamo l'invito a partecipare ad una mensa e Cristo ci ha fatto questo invito perché sapeva che noi avevamo bisogno di Lui. Perché senza nostro Signore Gesù Cristo noi siamo dei giganti con i piedi d'argilla. Questo discorso mi colpì, mi fece molto riflettere, ma non mi chiamò subito alla conversione. Passò diverso tempo e c'era una persona nella mia famiglia che pregava sempre affinché io mi convertissi. Ehm, e poi questa persona a me tanto cara venne a mancare. Chiaramente andando avanti con gli anni è chiaro che quando non si è vicini a Cristo e quindi iniziano a subentrare tutta una serie di problemi che hanno tutti, sentivo molto in me il peso dei problemi e delle difficoltà. E un giorno, nel corso era, uno dei tanti anniversari, no, che vengono celebrati ogni anno per in occasione della morte di Padre Pio, no, il giorno dedicato a San Pio da Pietrelcina, mi capitò di, visionare un video in cui praticamente veniva narrata la storia di questo frate che io avevo sentito nominare, ma non avevo mai approfondito la sua storia. E in questo video, si citava l'epistolario di Padre Pio, in cui Padre Pio scriveva: "Pregate il Signore con me, perché il mondo ha bisogno di preghiera e perché anche Dio ha bisogno delle vostre preghiere." Questa frase mi colpì e, poi continuando ad ascoltare l'audio finiva con la voce di Padre Pio che benediceva praticamente, e anche questa benedizione di Padre Pio fece breccia nel mio cuore insieme alle parole che avevo ascoltato in precedenza. Decisi quindi di, pensando a quella cara persona di famiglia che aveva sempre pregato per me, di andare a recuperare, che adesso insomma era in quei tempi era scomparsa, era venuta meno, di andare a recuperare i suoi libricini di preghiera. Ma io il suo rosario anche, ma io ero talmente ignorante che non sapevo neanche come fare a dire il rosario, quindi, siccome in quel libricino c'erano solo le meditazioni e non si spiegava come dire il rosario, e poi ero molto capra, non avevo idea di come fare. Allora mi misi a dire la coroncina al Sacro Cuore di Gesù che trovai in quel libretto. E tutti i giorni ascoltavo la voce di Padre Pio che dava la benedizione e tutti i giorni dicevo questa coroncina al Sacro Cuore di Gesù. Andai avanti così per 6 mesi e non accadeva nulla. Poi lo capii perché non accadeva nulla, perché io il mio cuore era superbo, era orgoglioso. Dio parla, come dice Padre Pio, Dio parla soltanto a chi tiene le orecchie basse. Io, come tutti penso, quelli che sono lontani, no, dalla fede, quando uno subisce un torto che cosa fa? Dice: "Ah Gesù, ti prego guarda fammi giustizia, per favore, eh. Oh, vedi un po' che cosa devi fare, raddrizza la situazione, metti tutte le cose a posto, mi raccomando fammi giustizia." Era quello il mio modo di ragionare. In me non c'erano parole di perdono verso chi mi aveva fatto del male. Però piano piano, a forza di pregare, sentivo che il mio cuore si stava
stava nel mio cuore stava succedendo qualcosa, il mio cuore iniziava a diventare umile, per cui a un certo punto, non avevo più, anche quando subivo qualche torto, non desideravo più che Dio mi facesse giustizia. Non era un sentivo che qualcosa in me stava cambiando, finché un giorno, subito dopo che ebbi detto la coroncina al Sacro Cuore di Gesù e ascoltato l'audio di Padre Pio con la benedizione di Padre Pio, alzai gli occhi al cielo e feci a Gesù una preghiera spontanea che, inventai in quel momento, che diceva: "Gesù, io lo so che non sono degna di pregarti, di stare al tuo cospetto, ehm, di chiederti qualcosa, però come quel ladrone ti supplico umilmente di ricordarti anche di me, ora che sei nel regno del Padre tuo." E dissi questa preghiera spontanea, aggiungendo: "Io non sono degna neanche di nominarti e non so come tu faccia a tollerare che io mi rivolga a te attraverso la preghiera, che io parli con te, attraverso la preghiera, diciamo." Dopo che ebbi terminato questa semplice preghiera che mi era sgorgata dal cuore, iniziai a sentire una grandissima pace, una gioia immensa e sentii come un macigno che mi veniva rimosso dal cuore. Mi sentii immediatamente sollevata, era una gioia pazzesca. Solo dopo lessi che, Gesù aveva detto che coloro che si fossero rifugiati sotto, il grande albero, lui chiamava Padre Pio il grande albero, sarebbero stati liberati dal male. E quindi un po' la preghiera spontanea che avevo fatto, che era alla fine in cui avevo detto delle parole umili, no, perché avevo detto a Gesù: "Io lo so che non sono degna neanche di nominarti." Un po' il fatto che avevo ascoltato tutti i giorni la benedizione con la voce di Padre Pio, fatto sta che iniziai a sentire una sensazione bellissima di gioia, di pace e l'animo sollevato da un macigno, tanto che riuscii a prendere una decisione che avevo rimandato per tanto tempo e me ne andai finalmente per la mia strada, cosa che io non avevo mai potuto fare proprio perché c'era questa grande angoscia, quest'ansia, questa paura che mi attanagliavano e mi impedivano di andarmene per la mia strada. Dopodiché, grazie ad una mia amica che era nipote, di un parroco, incominciai ad avvicinarmi alla devozione ai 3 Sacri Cuori di Gesù, Maria e Giuseppe. E innanzitutto mi confessai, dopo tanto, tanto tempo che non lo facevo, mi confessai e ci stetti un bel po'. E poi, incominciai a prendere andare a messa tutte le domeniche e anche il primo mercoledì del mese, il primo venerdì del mese e il primo sabato del mese, in onore rispettivamente dei Sacri Cuori di Gesù, Maria e Giuseppe. E poi mi consacrai anche a San Giuseppe, ricevetti lo scapolare di San Giuseppe e, feci, prima di ricevere lo scapolare, il Sacro Manto dei 30 giorni, che ricordano i 30 giorni in cui San Giuseppe è stato padre putativo di Gesù e quindi lo ha cresciuto per 30 anni, no, gli ha insegnato un mestiere, eccetera, eccetera. E poi, iniziai a dire, tutti i giorni la coroncina dei 7 dolori e le 7 gioie in onore del glorioso patriarca San Giuseppe. E poi, andavo a messa anche quindi ogni primo mercoledì del mese, ci vado tuttora in onore di San Giuseppe, ogni primo venerdì del mese in onore del Sacro Cuore di Gesù, ogni primo sabato del mese, in onore del Cuore Immacolato e Addolorato di Maria.
non mi sono mai per quanto riguarda i Sacri Cuori di Gesù e Maria, non ho mai fatto, cioè ho sempre letto delle formule di consacrazione, non ho mai frequentato un corso proprio per la consacrazione, anche se ho letto tantissimo, leggo tanti scritti di mistici. So che per consacrarsi al Cuore Immacolato di Maria bisogna aver letto il trattato della vera devozione a Maria del Montfort, cosa che io sto leggendo, e quando non faccio in tempo a leggerlo mi ascolto l'audiolibro. Però so che chi si accosta alla Santa Comunione in questi 3 giorni particolari del mese, il primo mercoledì, venerdì e sabato, è come se si consacrasse poi in automatico, anche se non segue corsi. Comunque diciamo così che Gesù e Maria e San Giuseppe lo fanno valere lo stesso. E devo dire che, chiaramente poi ho iniziato pure a dire il Santo Rosario tutti i giorni, poi, negli ultimi tempi sapete che nei vari canali YouTube si possono ascoltare i rosari con i 4 misteri, detti dalla voce di Padre Pio, e quindi io, cerco di ascoltarne il più possibile, diciamo, perché comunque gli impegni ci sono, per cui io non è che mi piacerebbe veramente riuscire ad ascoltare tutti e 4 ogni giorno, ma a volte non mi è possibile. E poi, dico ogni mattina alla divina volontà, per consacrare la giornata alla divina volontà, all'atto preventivo in onore della divina volontà. E poi, dico il Santo Rosario, lo ascolto anche con la voce di Padre Pio, dico il Rosario del Padre, e poi io sono anche molto devota alle anime del purgatorio. Dico la corona dei 100 requiem, e, cerco, se posso, quando posso, di far dire messa, non solo per i miei cari, ma anche per le anime del purgatorio, perché facendo dire messa per le anime del purgatorio, anche quelle che non sono i nostri congiunti, si ottengono grandi grazie insieme alla corona dei 100 requiem. In particolare cerco di far dire messa per quelle anime del purgatorio che sono di famiglie o di persone che mi hanno con cui diciamo che hanno mancato di carità nei miei confronti, ecco, diciamo così, no, con cui i rapporti non sono stati, diciamo così, idilliaci, perché, so che, i meriti che si guadagnano a pregare per chi ci ha fatto del male, soprattutto per le anime dei defunti che non si sono comportate bene con noi, sono, cioè, i meriti per chi appunto fa questo tipo di devozione, fa dire delle messe per chi non c'è più e magari persone che ci hanno fatto molto soffrire. Ehm, Sono messe che attirano molte benedizioni, perché le anime poi per le quali abbiamo fatto dire messa, abbiamo fatto fare il suffragio, ci ricambiano con grandi grazie. Io veramente con la devozione alle anime del purgatorio ho ricevuto tantissime grazie, ma veramente tante. Poi, il mio cuore, ecco, diciamo che c'è ancora molto da fare, molto da lavorare, perché la tentazione all'orgoglio è sempre là che fa capolino, no, però una cosa che ho imparato a dire quando, diciamo, qualcuno mi fa un torto e io ho difficoltà a perdonare, do all'inizio c'è la fase di chiusura, no, dice: "No, questa non gliela faccio passare liscia". Dopodiché inizia la fase possibilista, dice: vabbè, ma se Gesù ha perdonato, perché io non dovrei perdonare?" Dopodiché inizia la fase, diciamo così, umile, in cui dico mi rivolgo a Dio e dico: "Signore, se hai perdonato me, puoi perdonare anche, quell'anima che mi ha offeso, insomma quella persona lì". E quindi inizia quindi la fase in cui io dico a Dio che, chiunque può essere perdonato se Lui ha avuto misericordia nei miei confronti, e quindi mi vado a mettere all'ultimo posto, cioè ritengo anche chi mi ha offeso migliore di me e più meritevole di perdono di me agli occhi di Dio, e mi sforzo
di trovare, del buono anche in chi mi ha offeso. Una cosa voglio, dire anche a me, soprattutto a me stessa, quando si partecipa alla Santa Messa, bisogna cercare di farlo con fervore. Noi cristiani, mi ci metto io per prima, a volte tendiamo a partecipare alla Santa Messa come cioè, non siamo manco attenti alle letture, ai salmi. Infatti penso che nessuno di noi si ricorda il salmo della scorsa domenica o la prima lettura o la seconda lettura o il Vangelo della seconda domenica, della scorsa domenica. Questo è normale perché, siamo molto immersi nei nostri pensieri, abbiamo tanto da fare e tendiamo anche a ripetere un po' meccanicamente le preghiere, forse io per prima, anzi sicuramente io per prima durante la messa ripetiamo quelle formule dette e ridette, eccetera, eccetera. Però un giorno mi ricordo che un sacerdote, mentre noi durante l'omelia ci interrogò, no, ci disse: "Ma, noi diciamo e voi ripetete: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ma qual è", mi disse questo sacerdote, "il peccato del mondo che viene a togliere questo agnello? Perché mi pare a me che quando poi usciamo da qua il peccato non è tolto, perché il mondo è sommerso dal peccato. Che cos'è questo peccato che viene a togliere l'agnello di Dio?" Perché noi ripetiamo questa formula, una delle tante che ripetiamo senza capirne il significato, così lo facciamo meccanicamente. E disse questo sacerdote: "Il peccato del mondo che viene a togliere l'agnello di Dio è il deficit, la mancanza d'amore, perché i peccati che, vengono commessi nel mondo derivano proprio da questo, da un'insufficienza d'amore o da un amare la persona nel modo sbagliato, oppure, si ama a tal punto se stessi che l'altro viene calpestato. Quindi Gesù sapeva che la radice di ogni male è la mancanza di amore e che anche la radice di ogni paura che ci tormenta, no, di tutto ciò che in qualche modo ci fa stare in una condizione di mancata serenità, ci fa perdere la pace, è proprio la mancanza di amore. E quindi lui è l'amore incarnato che si comunica a noi nella preghiera, nell'Eucaristia, nella Santa Messa, durante l'adorazione eucaristica, per colmare questo grande bisogno di amore. Ecco qual è il peccato del mondo che lui è venuto a togliere: la mancanza di amore. Gesù solo ci ama di un amore perfetto, inesauribile e duraturo. E io devo dire che in effetti, soprattutto ecco, durante questo periodo di pandemia, in effetti in cui per un certo periodo di tempo non c'è stato neanche possibile andare a messa, adesso grazie a Dio da più di un anno si è ripreso ad andare a messa, ho sperimentato, a fondo questo amore di Gesù, che si è manifestato attraverso uno stato di continua pace che mi ha fatto provare nonostante tutto, e una presenza silenziosa e discreta e amorevole che mi andava ripetendo di non avere paura, che io riposavo tra le sue braccia, che ci sarebbe stato lui vicino a me e che avrebbe pensato lui a tutto. Quindi, ehm, Gesù nella mia vita ha cambiato tante cose, soprattutto ha cambiato il mio carattere, mi ha reso più umile, mi ha fortificato
Al molte mi ha dato anche tantissime grazie, sia morali che materiali. Ha sempre mandato i suoi angeli ad aiutarmi, a farmi compagnia, chi perché, quando si riceve l'Eucarestia è chiaro che tutto intorno a chi la riceve accorre un esercito di angeli. Molti problemi, alcuni me li ha risolti, altri me li ha semplificati, altri non ancora me li ha risolti, però io, ho capito che, una volta c'è un detto che dice che nessuno va in paradiso con gli occhi asciutti. Dio vuole anche che noi meritiamo, no, e chiaramente per meritare bisogna offrire un po' al Signore qualche sacrificio, qualche anche nostra sofferenza e contrarietà. Io penso che i problemi aiutano a meritare il paradiso, perché se lo stesso Figlio di Dio, prima di andare in paradiso ha sofferto, e per forza la sposa deve essere simile allo sposo. Quindi, direi che, i problemi servono a meritare il paradiso, ad avere l'onore di far da Cireneo a Gesù e, in qualche modo è cambiato però il modo in cui, almeno per quanto mi riguarda, in cui uno si rapporta con i problemi, si confronta con i problemi. Prima, diciamo affrontavo le cose con molta ansia, con molta paura. Io vedo che anche di fronte ai problemi che Gesù non mi ha risolto, molti me li ha risolti, altri me li ha lasciati per farmi meritare, penso le grazie, no, io vedo che adesso li affronto diversamente da prima. Li affronto con una maggiore lucidità, li affronto, affidandomi totalmente a Lui. Io certe volte, quando mi capita di fronteggiare situazioni non piacevoli, magari mi devo confrontare con delle persone per situazioni non piacevoli, dico: "Okay Gesù, io allora vado lì e apro bocca, il resto fallo tu". Quindi chiedo sempre che sia Gesù, soprattutto con l'atto preventivo in onore della divina volontà, che sia sempre Gesù a operare attraverso di me, che, chiedo di essere una piccola matita nelle sue mani, come diceva Madre Teresa di Calcutta, e io credo che, lui mi abbia reso così fervorosa nel fare delle varie pratiche di preghiera, di digiuno, di devozioni varie, perché non perché io fossi migliore degli altri, ma perché forse io, anzi sicuramente ero peggio degli altri. Quindi, lui ha detto: "Non è il sano, che ad aver bisogno del medico, ma il malato". Io sicuramente avevo bisogno di, ripetizioni di carità, perché la mia anima forse mancava di carità, avevo una sorta di debito formativo, no, in carità. Quindi avevo bisogno di Cristo più degli altri, quindi come la Madonna ai veggenti di Meggiugori, no, che le chiedevano: "Ma perché hai scelto noi?" La Madonna ha sorriso dicendo: "Figlioli, lo sapete che io non scelgo mai i migliori." In effetti io credo che Lui mi abbia scelto proprio perché in me ha visto delle lacune, e proprio perché Lui, proprio attraverso curando le persone, che spiritualmente inferme, diciamo, ecco, che hanno una infermità spirituale, può al meglio dimostrare Gesù curandole, le sue capacità, la sua forza. Risalta ancora di più laddove la forza di Cristo, laddove c'era molta debolezza e molta miseria umana, diciamo così. Quindi, ecco, poi diciamo che poi una persona chiaramente si sforza di continuare sul cammino della santità, bisogna sforzarsi di vivere santamente, però è chiaro che, c'è scritto pure nella scrittura: il saggio, il giusto davanti a Dio pecca 7 volte al giorno, quindi non si è mai arrivati davanti a Dio, però ci si sforza il più possibile di vivere
santamente, anche se di questi tempi, cari fratelli e sorelle, la santità è un'utopia, soprattutto perché siamo circondati, siamo assediati dal male, soprattutto c'è il demonio che cerca di trascinarci il più possibile a ad avere degli atteggiamenti scorretti. Per quello la preghiera non deve essere fatta nei ritagli di tempo, anche se bisogna sicuramente lavorare perché, il lavoro è preghiera, ma anche la preghiera è lavoro. Noi non è che dobbiamo essere persone che preghiamo semplicemente, dobbiamo diventare come San Francesco, cioè che era diventato un uomo fatto preghiera, non semplicemente un uomo che pregava. E bisogna trovare ogni ritaglio di tempo per dire almeno un Padre nostro, un'Ave Maria, un Gloria al Padre, e cercare di fare in modo che in qualunque stanza della nostra casa, in una stanza, noi possiamo anche per mezz'ora o accendere un computer o mettere un cellulare acceso, sintonizzato sul rosario con la voce di Padre Pio, perché quello scaccia il demonio dalla casa. Anche quando i nostri cari, i nostri familiari vogliono tenere all'alta la televisione, vedere altri programmi, basta che in una stanza della casa ci sia un cellulare sintonizzato, acceso, o che sul cellulare si possa avere la voce di Padre Pio che dice il rosario, perché quello è un rosario che a me ha allontanato tante persone che non stanno in grazia di Dio e per le quali non mi è stato possibile fare niente perché hanno dimostrato una ostilità veramente che fa fatto s in cui veramente mi sono spaventata, anche se le raccomando sempre alle mie preghiere, però, quando qualcuno scorge in noi la presenza di Cristo, che chi non ha Cristo dentro al suo cuore tende ad allontanarsi. Sono momenti in cui veramente dobbiamo armarci fino ai denti della preghiera, del rosario con la voce di Padre Pio, del rosario detto da noi, anche di un Pater Ave Gloria dette prima di dormire, ma col cuore per chi non riesce a pregare, e quando si è in macchina si faccia un po' e un po', magari un po' si senta alla radio le canzoni, le canzonette così, il radiogiornale, è quello che uno vuole, però ci si sintonizzi anche sulle radio cattoliche e si cerchi di pregare il rosario anche quando si è in macchina, imbottigliati nel traffico, si usino quei momenti, quei minuti interminabili per pregare, perché veramente, carissimi, siamo assediati dal male e, come diceva Padre Pio, noi in qualunque momento possiamo cadere perché siamo fragili. E a un fedele suo figlio spirituale che si scandalizzava, si meravigliava che, una persona che si era andata a confessare con Padre Pio era un pubblico peccatore, tutto il paese sapeva quello che aveva combinato, insomma si meravigliava di tutti i peccati commessi da quella persona, e Padre Pio disse: figliolo, tu avresti fatto di peggio se Dio non tenesse il dito sopra la tua fronte". Quindi, carissimi, cerchiamo, in qualunque momento possiamo cadere, e questi sono momenti in cui il demonio sta tramando per farci cadere, per distruggere noi, le nostre famiglie, il nostro paese ed il mondo intero. Lo si sta vedendo con quello che sta succedendo. Quindi rimaniamo aggrappati alla preghiera, rifugiamoci nei cuori e sotto i sacri manti di Gesù, di Maria e di Giuseppe. Cerchiamo di perdonarci a vicenda, di chiedere la grazia dell'umiltà, la grazia di essere illuminati dallo Spirito Santo su come meglio agire di questi tempi. Offriamo la nostra rinuncia a Dio, alla Mamma Celeste, i nostri sacrifici per fare penitenza per i nostri peccati e per i peccati dei nostri fratelli.
Attraverso la rinuncia si possono fermare le guerre in noi stessi, nella nostra patria e nel mondo intero. Attraverso la rinuncia il demonio perde forza e noi acquistiamo forza. Quindi, ecco, mi auguro che quello che è stato il mio cammino personale di fede, che continua, perché davanti a Dio non si è mai arrivati. Un mio sacerdote, carissimo amico, che adesso purtroppo non è più con noi perché è stato trasferito altrove, diceva sempre, ecco, durante le omelie, cristiani, ricordatevi che il cristianesimo è una palestra e ci vuole un allenamento continuo, in particolare il cuore, che deve essere allenato ad amare e deve prima avvertire l'amore di Cristo nell'intimità della preghiera e dei sacramenti, e poi può riversare l'amore di Cristo negli altri, e bisogna comportarsi in modo tale, come diceva San Francesco di Sales, che non tanto, sì, bisogna dare a Dio testimonianza attraverso le parole, ma deve essere la nostra vita e il nostro esempio a parlare di Dio e a far sentire a chi è lontano da Dio, attraverso il nostro esempio, il desiderio di accostarsi a Dio. Quindi ecco, spero che il racconto della mia personale esperienza di conversione vi sia stato e vi possa essere d'aiuto. Io vi ringrazio tantissimo, continuerò a pregare per voi, a dedicarvi tutte le devozioni che farò, che ho fatto, perché possano servire anche a voi a ottenere le stesse grandi grazie che ho ricevuto io, in primo luogo quella di una pace profonda, di un amore profondo, mai provato prima, veramente, che è l'amore di Cristo che alberga dentro di me, e spero anche alberghi dentro di voi, soprattutto dopo la Santa Comunione. Io mi fermo qui, vi ringrazio tantissimo e a breve, va bene, continueremo sul canale a parlare degli ultimi tempi, della seconda venuta di Gesù, e inaugurerò intanto, per rendere il discorso meno, insomma, per alleggerire un po' il discorso, perché se no il tutto può anche un po' impanicare, no? Parlare sempre di Apocalisse, di ultimi tempi, di seconda venuta di Gesù, eccetera, eccetera. Ho intenzione di inaugurare una rubrichetta settimanale che si chiama Cristoterapia, che praticamente si cerca di fare un percorso qui su questo canale, rimanete sintonizzati su questo canale, un percorso che era tutto gratuito chiaramente, in cui attraverso gli scritti di grandi padri spirituali si cerca di trarre delle perle di saggezza, dei consigli per guarire l'anima e il cuore dalle ferite, ecco, della vita. Quindi inizieremo a breve con gli scritti di un padre francese, di un sacerdote francese, che ha scritto un bellissimo libro che si chiama La pace del cuore, e poi da là, dopo di quello, cercheremo di trarre spunto anche da altri libri di cristoterapia. Diciamo così, per lasciare un po' che queste perle di saggezza siano il balsamo sulle ferite del nostro cuore e della nostra anima. Io vi ringrazio, pregate anche voi per me, per la vostra Annie Brighton, io pregherò per voi. Non solo siete nel mio cuore, ma siete il mio cuore, veramente, per l'affetto che mi avete dimostrato, che mi state dimostrando, che mi dimostrate sempre. Vi ringrazio, che Dio vi benedica, siano lodati la Santissima Trinità e vi benedicano i Sacri Cuori di Gesù, di Giuseppe, di Maria e Maria. A presto, miei cari. Ciao, buona serata.